Si avvicina la fine del campionato Primavera 4, le sfide diventano sempre più importanti, così come quella tra il Mantova e la Virtus Verona. Dirige l'incontro il signor Copelli di Mantova, coadiuvato dai signori Scaroni e Amico. La partita si accende subito e le squadre si affrontano a viso aperto. Al settimo ci prova Bovegno. Sul fronte opposto la conclusione di Oyer. Un minuto dopo il tiro di Zago termina a lato. Oni si lancia in contropiede e la tempestiva uscita di Lorenzini evita il peggio. Il Mantova crea 3 azioni, la prima con Del Bar, poi con Bovegno, che si ripete presentandosi da solo davanti a Ficelli che para in 2 tempi. La Virtus ci prova su calcio di punizione con il cross a volo di Ciontos, Sanseverino respinge. Al 38esimo il vantaggio del Mantova. Zago batte la punizione della tre quarti, la palla balla in aria fino al tiro di Battistini che scavalca tutti e si infila in rete. 1-0. Azione insistita di Oni che resiste al proprio avversario, poi l'intervento di Leardini che mette la palla in corner. Ultima azione del tempo con il tiro di Del Bar che si stampa sulla traversa. Il secondo tempo vede il Mantova continuare a macinare gioco e giungere al raddoppio al 10° con Zago che raccoglie una corta respinta dalla difesa ed infila un preciso diagonale a fil di palo. 2-0. La Virtus accusa il colpo e subisce le azioni del Mantova, prima con Zago, Ficelli blocca a terra. Poi Galafassi ci prova dal limite, Ficelli attento. Punizione insidiosa che attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori. Infine Minei prova la conclusione ma la sfera termina alta. La Virtus si riaccende e spinge sull'acceleratore. Leardini manda la palla oltre la traversa. Sacomani tira il calcio di punizione dalla lunga distanza, Lorenzini attento e para. Ciontos crossa in area e Stombogliu devia il tiro di Oyer. La spinta della Virtus si concretizza con il gol di Oyer che si allunga e spinge la palla in rete per il 2-1. La Virtus ci crede e continua con le sue azioni in attacco. La conclusione di Oni finisce alta. Poi è Ciontos a concludere poco sopra la traversa. Sacomani calcia dalla linea di metà campo. Fabian prova la deviazione e Lorenzini alza la palla sulla traversa. L'azione del KO capita sui piedi di Fuscaldo che dal centro area spedisce alto sulla traversa. Ed ora ascoltiamo le parole dei mister. Siamo nel periodo di Pasqua, il periodo della passione, questa gara è stata piena di passione, ha portato questa vittoria sofferta ma molto voluta dai suoi ragazzi. Sì, di passione sì, ne è passata tanta. Sicuramente il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte perché loro sono molto, molto bravi, molto fisici, ma poi comunque hanno 3 o 4 giocatori tecnici. E sapevamo che se non andavamo a 1000 all'ora, se non andavamo sulla pressione alta, se non riuscivamo a levargli un po' di tempi di gioco, saremmo andati in difficoltà. Il primo tempo l'abbiamo fatto bene, il secondo tempo abbiamo speso onestamente molto, un pochino. Abbiamo pagato, poi abbiamo preso un gol secondo me un po' stupido e lì chiaramente ci siamo messi un po' in difficoltà, poi siamo rimasti in 10 perché purtroppo ho finito i cambi e abbiamo avuto l'infortunio e lì abbiamo sofferto, ci stava perché chiaramente loro
ripeto, sono primi meritatamente secondo me, perché è una squadra che ti mette in grandissima difficoltà in tante situazioni e con un po' di astuzia e di fortuna siamo riusciti a portarla anche a casa. Ho visto che i ragazzi la seguivano molto, lei si è dato veramente tanto da fare da bordo campo per impartire alcune indicazioni, per dare delle indicazioni per riuscire a contenere il ritorno della squadra avversaria. Insomma, è soddisfatto dei suoi ragazzi? Ma sì, più che altro perché abbiamo passato sicuramente una settimana non bella, perché sabato scorso contro l'Arezzo abbiamo fatto una prestazione forse la peggiore di quest'anno. Mi era dispiaciuto molto, i ragazzi lo sapevano, si sono allenati con grande sacrificio, grande dedizione, e secondo me meritavano di fare una grande partita. Poi però sai, il calcio non sempre raccogli quello che semini. Oggi ce l'hanno fatta e soprattutto sono contento molto per loro, perché se lo meritavano. D'accordo, grazie mister e auguri di serena Pasqua. Grazie mille, auguri a voi. Quando si gioca con la prima in classifica ci si mette sempre tanto impegno in più, e il Mantova insomma ha giocato al massimo delle proprie potenzialità e è riuscito a strappare questa vittoria, anche se la partita tutto sommato il pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Ma complimenti a Mantova, perché ha fatto la partita della vita, è normale che sia così, è normale che giocasse per provare a battere la prima, e l'ha fatto. Senza trovare giustificazioni, però sicuramente sia il campo, il terreno di gioco, che le condizioni climatiche non hanno favorito il gioco, non solo dalla parte della sua squadra ma anche dalla squadra avversaria, quindi si è giocato più dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Ma non sono abituato a dare alibi alla mia squadra, il campo, gli errori piuttosto che il vento, che non sono cose a cui faccio caso a quello che abbiamo fatto, a quello che dobbiamo vedere e quello che poi a partire dal prossimo allenamento dobbiamo essere bravi a mettere in campo durante gli allenamenti e procedere con il nostro percorso. Che chiave di lettura dà fra il primo e il secondo tempo? Secondo tempo poi abbiamo cambiato ancora il sistema di gioco, ma soprattutto abbiamo giocato più da squadra, che era la cosa più importante che nel primo tempo abbiamo fatto un pochino meno. Nel secondo tempo, giocando di squadra, giocando come sappiamo giocare, con la nostra mentalità, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Sicuramente il secondo tempo meglio del primo. Ci sono state diverse occasioni, però è mancata forse un po' di lucidità da parte del reparto offensivo di riuscire a concretizzare qualche azione. Ma quello, sai, bisogna essere sempre pronti per le occasioni che si creano quando si gioca contro tutte le squadre del nostro campionato. In realtà dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni, e lo faremo tesoro di questo e continueremo ad allenarci come abbiamo sempre fatto. D'accordo mister, grazie, le auguro una serena Pasqua a lei e a tutta la squadra. Grazie mille e buona Pasqua a tutti i tifosi della Virtus. Grazie. Risultato finale: Mantova 2, Virtus Verona 1.